Siamo qui oggi a Torre, no? Torre di Pordenone, una bellissima realtà. Una realtà dove da 4 anni e mezzo a sta parte si è insediato il mercato Agrizero. Io sono una delle aziende partecipanti, mi occupo di apicoltura. In questo mercato qua porto prodotti dell'alveare, per cui dal miele alle propoli, e da un anno a questa parte anche con il polline fresco, deumidificato a freddo e poi congelato e gestito sempre seguendo la catena del freddo fino al consumatore. Oltre a occuparmi anche di apicoltura, mi occupo proprio come referente del mercato Agrizero. Agrizero è una bellissima realtà, un pool composto da diverse aziende con un repertorio di prodotti il più vasto possibile. E senza voler peccare di presunzione, ma credo che mercati come Agrizero, per la vastità di prodotti che abbiamo, non ce ne siano tanti in giro. Agrizero ormai nasce praticamente 5 anni fa. Dall'ottima esperienza di Sacile abbiamo deciso di guardare appunto alla città della Serenissima per portare a Pordenone questo mercato. È un mercato a chilometro zero con produttori locali, quindi della zona, insomma della provincia di Pordenone, che portano prodotti freschi raccolti la mattina e portati sul banco qualche ora dopo. Bravissimi, sempre presenti, fanno praticamente una volta al mese un evento in città che ravviva la piazza, e proprio averlo portato a Torre è stato un bellissimo gesto, un bellissimo monito per tutti i cittadini di Torre, anche della città di Pordenone, per rendere finalmente viva questa bellissima piazza. Friulana di Fabio Del Tedesco è un'impresa agricola che ha sede a Porcia, dove ha l'allevamento di trote e anche un allevamento a Polcenigo, quindi le nostre trote sono allevate nelle acque delle risorgive di Porcia e di Polcenigo in provincia di Pordenone. E noi siamo presenti nel mercato agricolo di Agrizero sin dall'inizio. Da noi si possono trovare dei prodotti a base di trota, ma non solo, anche orate e branzini. Tutto allevato in maniera senza nessun tipo di medicinale, e non ci sono aggiunte di conservanti o coloranti o addenzanti, tutti prodotti naturali direttamente dal produttore al consumatore. In azienda agricola San Gregorio alleviamo capre, pungiamo le capre e facciamo formaggi, prevalentemente a latte crudo. Abbiamo anche lo yogurt, la ricotta, prodotti appunto, come si suol dire, a chilometro zero, dove l'artigianalità la fa da padrona. Il mercato Agrizero è stato fin dall'inizio una grande opportunità per la mia azienda, che si è avviata da pochi anni. Il mercato Agrizero ha permesso di sviluppare il mercato e di realizzare concretamente la filiera corta, proponendosi direttamente al consumatore finale. Siamo un'azienda produttrice di pane, pizza, pasta e anche dolciumi. La nostra filosofia è di produrre seguendo i ritmi della natura in maniera naturale. Le materie prime che utilizziamo provengono dalle nostre coltivazioni. Il nostro pane è lavorato con l'utilizzo delle mani, come si faceva una volta, e le farine che utilizziamo appunto non sono farine raffinate, sono tutte farine grezze. Il risultato è un pane un po' vecchia maniera, un pane che dura tanti giorni, un pane naturale, che la nostra filosofia comunque di vendita è quella di proporci nei mercati. Questo perché riteniamo che sia un modo genuino e sano di relazionarsi col cliente, che rispetta anche un po' le qualità del nostro prodotto.
La nostra azienda è composta da un allevamento di suini che abbiamo, quindi facciamo carne di suino, produciamo carne di suino e la vendiamo al mercato, e poi gli ultimi 5, 6, 7 anni abbiamo iniziato la produzione di ortaggi. Nella produzione di ortaggi noi cerchiamo innanzitutto di coltivare ortaggi nuovi per quanto riguarda la zona, e quindi ricerchiamo ortaggi un po' in tutto il mondo con aziende sementiere, quindi cose particolari. Ecco, questo è il nostro indirizzo e quello che vogliamo puntare. Zero è nato a Sacile parecchi anni fa, poi grazie anche all'interessamento dell'amministrazione comunale di Pordenone ci hanno chiesto di presenziare in questa piazza qua, e noi abbiamo colto l'occasione e ci sta a tutt'oggi dando delle grandissime soddisfazioni. Abbiamo un repertorio di prodotti, dalle carni al pesce, al pane, al miele, ai vari tipi di formaggio, dai fiori al vino, eccetera, per cui ogni stagione ha il suo prodotto, e il bello di queste aziende qui, oltre ad essere delle aziende serie, sono aziende che tutti i giorni portano e lavorano i campi, coltivano la terra, allevano gli animali per portare poi sui banchi un prodotto il più genuino possibile e soprattutto un prodotto fresco. Io inviterei tutti a assaggiare i nostri prodotti e poi avere dei riscontri che saranno sicuramente positivi, e credo che abbiano anche dei vantaggi anche dal punto di vista economico. Il consumatore che viene a fare la spesa qui, oltre a trovare tutto, trova anche a prezzi interessanti prodotti di altissima qualità.